Sono gravi le carenze idriche nel lago Arancio, l'invaso fondamentale per le coltivazioni dei produttori agricoli agrigentini del comprensorio e i sindaci dei comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi e Sciacca, durante l'audizione avvenuta davanti alla Commissione parlamentare delle attività produttive all'Assemblea regionale siciliana, presieduta dal parlamentare Gasparo Vitrano, hanno chiesto interventi urgenti per risolvere il problema. Il lago Arancio al momento dispone di appena 8 milioni di metri cubi di acqua, poco più della metà di quella di un anno fa, una disponibilità lontana dal poter soddisfare il fabbisogno delle campagne della zona. I primi cittadini, ma anche rappresentanti delle organizzazioni professionali presenti all'audizione all'Ars, hanno chiesto all'organismo parlamentare di intervenire presso il governo della regione per richiedere la sospensione dei ruoli di pagamento dell'acqua e della bonifica in considerazione della siccità e della grave crisi che ne è conseguita per l'intero comparto. È stata inoltre rappresentata l'esigenza di una progettazione a medio termine attraverso un sistema di sollevamento per adduzione per provare a recuperare quanta più acqua sia possibile dai fiumi Belice e Carboi che al momento si disperde in mare. I produttori agricoli della zona hanno chiesto anche l'approvazione del progetto illustrato un anno fa dal Consorzio di Bonifica della Sicilia occidentale per il riuso a scopi irrigui delle acque depurate dell'impianto di depurazione di Sciacca.